Sarà presto pubblicato, dall'Assessorato regionale al turismo, un decreto con le modalità attuative per fruire dei contributi di cui all'avviso Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 dello stesso assessorato, già pubblicato lo scorso mese di dicembre 2024. È un provvedimento importante, commenta il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, in quanto concede agevolazioni alle imprese turistiche alberghiere ed extraalberghiere per un importo complessivo di 135 milioni di euro. Anche se non mancano alcune criticità come quella del riconoscimento dei compensi professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nella misura non superiore al 4% dell'investimento, misura certamente inadeguata rispetto alle prestazioni professionali a cui si riferisce. Unitamente alla consulta regionale degli ordini degli architetti e ad altri ordini dell'area tecnica, afferma Lamendola, presenteremo una formale richiesta per rettificare la percentuale suddetta così da renderla compatibile con quelle previste dal cosiddetto decreto parametri in vigore. Se da un lato si pretende la qualità delle prestazioni tecniche, dall'altro non si può mortificare la professionalità dei tecnici, il cui operato è fondamentale per il successo del provvedimento. L'avviso stabilisce la concessione di contributi che variano da 50.000 euro a 3 milioni e mezzo di euro, con l'obiettivo di incentivare investimenti produttivi per il miglioramento del livello qualitativo dell'offerta ricettiva e dei servizi, tenendo conto dei profili legati alla compatibilità ambientale, alla sostenibilità, alla digitalizzazione e al recupero del patrimonio immobiliare dismesso, anche di valore storico. Ogni operatore economico potrà presentare una sola domanda, da riferire a una sola attività produttiva, per la realizzazione di interventi di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di strutture esistenti, realizzazione di nuove strutture o attività, anche attraverso la conversione di immobili esistenti con cambio di destinazione d'uso. Recupero fisico e o funzionale di immobili o strutture legittimamente iniziate e non ultimate.